Una festa della liberazione all'insegna dell'ecumenismo. Il 25 aprile di Mogliano Veneto non ha dimenticato niente e nessuno, a cominciare dai canti. Bella ciao, Fratelli d'Italia e la canzone del Piave. Il coro La vita è bella li ha proposti tutti. Tutti gli inni della liberazione sono stati cantati senza nessun problema né senza nessuno scontro, anzi è stata l'opportunità per crescere insieme. Alla deposizione del monumento ai partigiani abbiamo inneggiato e cantato Bella ciao. In piazza Mogliano, al monumento dei caduti, la canzone del Piave, che è l'inno secondo la nostra Repubblica di tutti i caduti in tutte le guerre. Numerosi gli invitati alle celebrazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni combattentistiche ed Arma, la Croce Rossa Italiana e l'ANPI. C'era in primis il presidente provinciale, il partigiano Umberto Lorenzoni, che ha parlato di riscatto non solo dal fascismo. Riscatto del popolo italiano sicuramente dal fascismo, ma anche dalle condizioni di arretratezza e di oppressione che insistevano nelle strutture dello Stato e nella società di allora. E si è parlato anche e soprattutto di lavoro, dando voce ad un operaio della Vinyls, di uguaglianza e di ambiente, prendendo sempre come punto di partenza la nostra Costituzione. Anche oggi a Mogliano abbiamo festeggiato assieme alla cittadinanza e alle associazioni combattentistiche d'Arma, alle autorità, il sindaco e i rappresentanti del Consiglio Comunale il 25 aprile, a ricordo dei fatti della resistenza che ha dato la Costituzione. Proprio per questo abbiamo voluto, come ANPI di Mogliano, ricordare 3 articoli della Costituzione: l'articolo 1 sul lavoro, l'articolo 3 sulla parità degli uomini e donne senza distinzione di religione e credo politico, l'articolo 9 dove si dice che la Repubblica, secondo capoverso, tutela il paesaggio. Non solo corone d'alloro e bandiere, per mano delle crocerossine, l'anima veneziana di Mogliano ha omaggiato i caduti anche di un boccolo rosso.